Vi sto parlando da Mariano del Friuli, dove gestisco assieme alla mia famiglia la tenuta Luisa. Siamo da ben 4 generazioni in questo mondo. L'azienda è stata fondata nei primi Novecento grazie al mio bisnonno Francesco, dopodiché è arrivato mio nonno e mia nonna e poi mio padre e mia madre, che sono stati loro, diciamo, i promotori veri e propri di questa realtà. Adesso attualmente è gestita da mio fratello Michele, Luisa, che è l'enologo, e da me, Davide e Luisa, che sono l'agronomo, assieme alla famiglia e alle mogli. Da sempre abbiamo cercato di ottimizzare, cercando di capire quali sono le tecniche migliori, cercando di capire quali sono i prodotti migliori da usare, cercando di capire quali sono i collaboratori che potevano aiutarci a crescere nel modo giusto. Ci troviamo a fare un mestiere che sembra semplice, ma in realtà non è proprio così. Pensate solo al clima, che negli ultimi 30 anni è cambiato molto, e quindi tutti noi abbiamo cercato di capire che cosa si potesse fare per migliorare la qualità. Una volta tutti i nostri vigneti erano lavorati, adesso tutti i nostri vigneti da anni sono tutti innerbiti perché ha creato un equilibrio migliore. Quindi la vite ha diminuito la vigoria, si è concentrata molto di più sul frutto, dandoci un frutto un po' più di qualità, con una buccia più resistente. Abbiamo ridotto molto la butrite, che è la muffa che si crea, diciamo, nell'uva, soprattutto nelle annate difficili o quando c'è tanta uva. E poi assieme alle scelte agronomiche, logicamente, dobbiamo anche avere la fortuna di avere a fianco a noi dei bravi tecnici che ci consiglino i prodotti, diciamo, giusti, distribuiti nel modo giusto, nelle quantità giuste. Mi reputo anche fortunato perché mi sono appoggiato al circolo agrario, dove ho visto che veramente c'è un'immediatezza nei consigli, nelle consegne, nel recuperare magari un prodotto che si è deciso all'ultimo di trattare. Quindi sono molto felice della scelta che ho fatto, perché vedo che ci sostiene in tutte le nostre esigenze, ecco, e questo è fondamentale.